Buongiorno cari amici. Siamo in onda? Siamo in onda? Allora, siamo qui per l'ultimo atto riguardante le estrazioni e poi sarà il campo a parlare, cari amici, cari Grant, cari Cooper. Allora, ora verrà fatta un'estrazione che abbinerà un numero ad una lettera e chiaramente sarà poi la lettera a far testo in questo piccolo tabellone che rappresenta lo schema degli impegni. Abbiamo qui il nostro bambino prodigio. Quanti anni ha? 5. Vediamo che gli ormoni oggigiorno fanno grossi progressi. Bene, mi estragga per cortesia il primo, questa qui, da questa tasca, il primo apparecchio giallo. Bene. Vuole dirci, per cortesia? Lei vogliamo occupare più gente. Numero 5. Il numero 5, cioè la coppia dei nonni Meneguzzi, verrà abbinata al numero, alla lettera? Alla lettera? Scusate, ma non si può scrivere intanto il numero? No, il 5 già. Fossi fuori in campo. Alla lettera B. Allora, la lettera B è dei nonni Meneguzzi. Allora, questi giocheranno adesso con la coppia C. Adesso vedremo. Palla con la seconda. Pallina. Può leggerle anche dall'interno, scusi, Numero 7. per sintetica. Pallina. Numero 7 Con la coppia D. per la coppia D, quindi la coppia Gava de Peccol con la D, lettera D. Ancora non si è delineato il primo incontro, mentre vediamo. Pallina. Numero 2. Però la voce non è ancora ben sviluppata. G come Siamo partiti alle 4 da Osta prima di così non potevo fare. Avevo chiamato il 2, sei tu che dormi. allora, Favero Fedato 2 con il numero G che riposa il primo turno. Chi io che riposo? Sì, è giusto. Sì, è giusto, è giusto. La coppia delle F deve riposare il primo turno. Anche perché Fedato arriva a casa tardi. Sì, sono le 4 post meridian e abbiamo finito l'estrazione. Ora ricapitoliamo il tabellone. Allora, la coppia Darek Gusmaroli abbinata alla lettera F incontrerà per prima la coppia E, cioè la coppia Savi Pol. Si delinea un incontro interessante. Ah, ma no. Ariete. Allora, la coppia 2, cioè la coppia Fedato Favero riposerà in quanto la coppia abbinata alla lettera G. Anche perché hanno giocato ieri, è giusto, il giusto riposo ci vuole. Allora, coppia numero 3, Paul Maset, la coppia più anziana. Allora, numero 3, allora sarà in campo con la coppia B, cioè con la coppia dei nonni Meneguzzi. Poi abbiamo la coppia numero 4, cioè la coppia dell'operatore televisivo di Telenoi, Bernardi Pradella, con abbinata alla lettera A con la coppia D, cioè la coppia Gava de Peccol. Bene, andando oltre non saprei che dire perché gli abbinamenti sono stati fatti tutti. C'è il muro, se vai oltre non puoi andare. Ricordiamo che la trasmissione è patrocinata dall'Associazione Italiana Medici